Ma è una visione, dove sono capitato? Cos'è qua? Cosa fanno? E qui a Borso del Grappa è un famoso luogo per il volo libero, guarda. Siamo qua a 8.000 metri? Dove siamo? Beh, 8.000 metri proprio no, siamo a... In mezzo alle nubi. Oggi siamo in mezzo alle nubi, però abbiamo già tanti piloti pronti a partire perché siamo molto fiduciosi sul cambiamento della giornata. E qua, esattamente allora dove sono capitato? Dove siamo qua? Beh, qua siamo nel centro del volo libero più importante d'Europa, a Borso del Grappa, è famoso perché, tranne oggi, è un posto dove si vola sempre, si vola più di 300 giorni all'anno, quindi tutti i piloti d'Europa e arrivano anche dal Giappone, arrivano da tantissimi altri posti del mondo, vengono qua perché qua sanno che si vola sempre. Ti faccio una domanda, veramente mi vergogno profondamente, però mi viene spontanea. Cosa si prova quando sei lassù, che non c'è il rumore di niente, che sei là, che... com'è? Beh, insomma, essere in volo è sempre un senso di libertà. Emozioni, a volte c'è anche un po' di tensione perché il volo non è sempre, come sembra da fuori, una planata dritta, a volte c'è anche un certo impegno da parte del pilota per fare dei voli perché da Borso qui sono riusciti ad arrivare fino in Slovenia in volo, quindi sono anche voli impegnativi di 200-250 km, sfruttando solo le correnti di aria calda che ci fanno rimanere su, insomma. Quindi il volo può essere anche impegnativo. È un'attrazione anche turistica perché c'è veramente un sacco di gente da tutto il mondo. Sì, beh, arrivano da tutto il mondo, arrivano anche i giapponesi adesso perché da 2 o 3 anni che hanno scoperto questo posto e organizzano delle gite con 30, 40, 50 piloti. Si arrivano in pratica da tutta Europa e anche da tutto il mondo. Sì, è una risorsa turistica questa qua importante per il paese perché si parla di 30-40 mila presenze all'anno nel paese di Borso, che è un paese molto piccolo, però è una risorsa turistica che ha portato Borso veramente a essere un paese molto molto importante. Quel signore lì è lì che aspetta, è da stamattina che aspetta lì. Questo signore qui ha una costanza notevole, deve essere un signore tedesco. Ma is possible to fly according to you now or not? Now not. It's not possible. Not possible. No. It's dangerous, yes. Sì. Ha detto che lui adesso non si può volare, non ci sono le condizioni, però lui vuole volare a tutti i costi e quindi è disposto a aspettare anche 2 ore per volare. Siamo qui, come quando gli aerei, no, sono in fila per decollare, sono qui in attesa del decollo, prima però tocca al tedesco. Io ci ho provato, ragazzi, cioè proprio ero qua disponibile, mi stavo caricando, però non è possibile. Ma ripeto, si vedono cose stupende qua volando nei giorni giusti. Ho beccato un giorno così e questa è la sorte, il turista prende quello che è.